La nostra è un'associazione di puro volontariato e si preoccupa in particolare alla battaglia contro le malattie cardiovascolari, ma però oltre che essere, diciamo, divulgativa e di informazione, vuol mettere anche la staff diciamo medico-infermieristica a disposizione della cittadinanza. C'è stato un incontro molto vantaggioso reciproco tra l'associazione e la direzione della Banca Popolare di Mantova, che ha messo a disposizione la banca per le nostre iniziative. Si parte dalla registrazione, c'è un info point sul quale vengono registrati i dati anamneci di ogni persona in modo assolutamente diciamo così, anonimo, in modo che non ci siano percussioni per quanto riguarda la privacy e quant'altro. Poi comincia il suo percorso con le varie analisi: pressione arteriosa, glicemia, colesterolo, rapporto importante, abbiamo un ecografo per la misurazione anche del flusso delle carotidi, dopodiché hanno il colloquio con i medici, con i cardiologi, e in base ai risultati danno una proiezione nei prossimi anni di quello che è il fattore di rischio cardiovascolare. Abbiamo sempre avuto e abbiamo in amicizia e in collaborazione la Croce Rossa, che anche quest'oggi e domani mattina attraverso i loro esperti faranno pratiche di soccorso. Questo è importante perché anche al singolo cittadino viene dato il primo messaggio per un pronto intervento. Shock consigliato. Via analisi in corso. Via tutti, allontanarsi, nessuno tocchi, via tutti. Allontanarsi, premere per shock. Vai. La banca si è assolutamente prestata in maniera più che entusiasta all'idea di ricreare qui degli ambulatori medici, proprio per la fruibilità e la disponibilità che così veniva concessa alle persone. Peraltro la nostra location, che è una location particolare, un po' nuova nello schema dei modelli di banca, probabilmente si presta anche in maniera particolare alla creazione di ambulatori ancorché temporanei all'interno della banca. Quindi questo, coniugando le due cose, direi che l'iniziativa è più che positiva. Peraltro anche l'afflusso delle persone, questo se io non sbaglio è il terzo anno, io sono a Mantova quasi da un anno e mezzo, ma è il terzo anno di un'iniziativa che riscuote sempre più successo e si constata anche direttamente personalmente.